Le istituzioni sono così in Italia, bisogna combattere per avere i propri diritti. Enzo Vanzan, dopo 17 lunghi anni, combatte ancora. Suo figlio Matteo, invece, primo caporalmaggiore del reggimento Lagunari Serenissima, ha smesso di lottare il 17 maggio 2004 a Nassiriya. Dal conflitto in missione di pace, dove il figlio ad appena 23 anni è deceduto in una sparatoria contro le milizie sciite, la battaglia continua. Sono il padre e la madre a volerla sostenere per riuscire ad ottenere il riconoscimento da parte dell'INPS del trattamento di fine servizio, l'equivalente del TFR per i dipendenti pubblici statali, che per Matteo deve essere ancora elargito da quando è morto. Non è una questione di soldi, è solo che penso che è una questione di giustizia. Quello che uno spetta. Tutto qua, perché la legge per le vittime del terrorismo prevede. Quello deve essere, niente di più. A Matteo Vanzan, che il 1° ottobre avrebbe compiuto 40 anni, è stata intitolata una piazza a Camponogara ed un cippo in sua memoria, dove a poca distanza svetta il tricolore e il vessillo dei Fanti d'Amar. Dopo la sua morte, il funerale è solenne con tanto di croce d'onore conferita all'epoca dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Lo Stato ha riconosciuto Matteo Vanzan vittima del terrorismo, lo ha anche avanzato di grado, ma allo stesso tempo, per cavillosi procedimenti burocratici, sta negando ai suoi familiari l'erogazione della liquidazione, in quanto l'allora caporale dei Lagunari era un volontario in ferma breve. E invece lui ha avuto un avanzamento di grado e quel grado era considerato in ferma permanente, pertanto Matteo ne aveva diritto. Di fronte al diniego ricevuto, i familiari si sono infatti rivolti al TAR in base alla legge 206 emanata nel 2004 in favore delle vittime del terrorismo. I giudici hanno però rilevato che il ricorso potrebbe risultare inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto la competenza sarebbe del tribunale ordinario. La battaglia legale per i genitori di Matteo non è ancora finita. Rifaremo di nuovo causa e andremo avanti per via ordinaria. Noi non ce la prendiamo con lo Stato, ma ce lo prendiamo con le amministrazioni dello Stato. Spera che questa storia finisca più presto. Spero sinceramente, sono passati solo 17 anni,